Siamo qui con Ambrosio del Forte dei Marmi, il capocannoniere del Forte dei Marmi. Oggi una grande partita, eravate sotto in fasi alterne, poi la grande differenza è venuta fuori. Sì, buonasera a tutti. Sapevamo che qui a Giovinazzo è difficile, è sempre difficile, soprattutto ora che la squadra sta girando bene, sono in un momento di grande forma, hanno preso anche Xavi che è un acquisto della Madonna per loro e hanno preso ancora più entusiasmo. Sapevamo che oggi era molto dura, avevamo un nostro programma di partita, anche quando eravamo sotto abbiamo continuato a lavorare come avevamo programmato e penso che alla lunga ci ha dato i frutti. Complimenti a Giovinazzo perché comunque sia oltre il risultato hanno fatto una grande partita, non hanno mollato, si è visto fino in fondo, c'è stato da lottare fino a 30-20 secondi alla fine e niente. Il Forte dei Marmi, campione d'Italia in carica, dove vuole arrivare questo Forte dei Marmi? Ma noi purtroppo è un anno un po' sfortunato che non riusciamo a essere tutti insieme, a giocare delle partite tutti insieme e prendere, diciamo, la nostra identità tutti al completo, quindi stiamo cercando di andare avanti partita per partita, settimana per settimana, guardando gli obiettivi a piccole distanze, aspettando di essere tutti insieme e diventare la squadra che vogliamo, speriamo entro i playoff. Questo ormai, voi fate ormai un campionato a parte, le prime 5 della classifica, non c'è distanza che tenga tra voi e il resto delle squadre in classifica. No, ma io non la penso così, i punti dicono quello, ma in realtà noi oggi qua si poteva perdere, però potevamo vincere, è il bello del campionato italiano che in qualsiasi pista chiunque può vincere con chiunque, può perdere con chiunque, non è mai niente scontato e penso che è il bello dello che su pista italiano. Infatti quella differenza lì che si vede in classifica, dopo nelle piste quando siamo 5 contro 5 è tutto da giocare. Ora voi avete la Coppa Italia. No, mi sa che mancano 2 settimane per la Coppa Italia, credo. Abbiamo ancora tempo, speriamo di riprendere Pignazzar che è infortunato per riuscire a essere tutti insieme. Ora si è aggiunto anche Rossi che per noi è una grande notizia. Cerchiamo di far felice anche quei 4-5 che ci hanno seguito fino a Giovinazzo e la gente che ci segue da casa per onorare la nostra maglia, la nostra città. E allora in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie e in bocca al lupo anche a tutta Giovinazzo.